Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, buonasera, riprendiamo la linea dallo stadio Friuli di Udine, intervallo tra Udinese e Lecce, il risultato è di 0-0. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che non è stato proprio un bel primo tempo, è una partita che rispecchia un po' l'andamento delle due squadre. L'Udinese chiaramente cerca le ripartenze con tentativi dal basso, come si dice in questi casi, e poi conclusioni come capitano. Dall'altra parte invece il Lecce sta controllando molto bene le manovre, le folate avversarie, chiudendo i varchi agli avanti friulani. Dicevamo uno 0-0 che non passerà alla storia per quanto riguarda questo primo tempo per gli amanti del bel calcio. Tanta confusione, solita routine per quanto si è già visto da qui all'inizio del campionato. Si aspetta qualcosa di più nella ripresa, però se il buongiorno si vede dal mattino, questo di certo non ha l'oro in bocca, e anche per il telecronista in questione diventa sempre più difficile estrarre dal proprio lessico e dal proprio vocabolario qualche parola di conforto nei confronti dell'11 attualmente in campo. Dicevamo 0-0, discreta la partecipazione del pubblico, al momento non abbiamo ancora le persone presenti allo stadio, il terreno come sempre in perfette condizioni di gioco, la serata come avevo già anticipato nel collegamento all'inizio della partita è fresca, si sta bene, non sembra di essere in autunno, ricorda un po' diciamo così una serata di aprile quando non è né caldo né freddo. Quello che conta è che, ripetiamo, il risultato è di 0-0, di calcio al momento non abbiamo visto nulla, di certo si sono divertiti più quelli che ieri sono andati a seguire il derby tra Udine e Ciminale per quanto riguarda la pallacanestro. Altro non ho da aggiungere, perché quando mancheranno 5 minuti più recupero al termine, insieme a Enzo Cattaruzzi vi racconteremo proprio le fasi finali di questo che allo Stadio Friuli si predica nel deserto più totale. Per il momento è tutto, non resta che ringraziarvi per la visione all'ascolto. Ci sentiamo, come detto, intorno alle 20:10 circa per commentare con voi, vivere con voi live qui dallo Stadio Friuli e con Enzo Cattaruzzi in studio le fasi finali di questa partita che per il momento non ha detto nulla. Arrivederci.